2 anni e mezzo fa circa, io e il mio ragazzo abbiamo deciso di prendere in gestione gli ostinati. Lui si occupa della parte della cucina, io della sala. Abbiamo scelto di prendere questo posto in gestione perché casualità delle cose ci ha portato proprio qui, che lui stava cercando lavoro, è venuto a lavorare qui come cuoco e poi chiudevano e quindi noi ne siamo subentrati. La nostra filosofia è quella di lavorare con prodotti a chilometro zero, il farci il più possibile le cose fatte in casa e lavorare anche molto nel rispetto della natura, quindi se riusciamo anche ci facciamo il nostro orto per dare ai nostri clienti i nostri prodotti, cerchiamo di farci la pasta fresca e il tutto cerchiamo di farlo con un modo un po' più moderno di presentazione dei piatti, quindi facciamo grandi classici con un pizzico di modernità e al mio ragazzo piace anche molto l'Oriente, quindi cerca anche di combinare questi elementi tutti insieme. Siamo qua dalla mattina alla sera perché se vuoi fare tutto fatto in casa ci vuole tempo. Noi abbiamo scelto questa cosa perché secondo noi i sapori autentici arrivano proprio da lì, cioè la nonna faceva le cose fatte in casa, non comprava e quindi noi cerchiamo il più possibile di non comprare niente, di lavorare con i piccoli produttori, quindi abbiamo la nostra pescheria di fiducia, il nostro macellaio di fiducia, il nostro contadino per la parte invernale di fiducia e cerchiamo appunto di lavorare molto locale, insomma, per dare appunto visibilità e aiutare i più piccoli. Questo anche per quanto riguarda la parte vini, lavoriamo con piccoli produttori. Oggi vedremo un risotto con le ortiche, voi raccogliete proprio a 2 passi dal ristorante. Sì, perché anche da questo punto di vista ci piace lavorare locale, quindi adesso cerchiamo di lavorare abbiamo un sacco di ortiche e quindi perché non sfruttarle. Troviamo anche un sacco di erba cipollina, che anche quella per esempio utilizziamo nei nostri piatti, però appunto oggi vogliamo portarvi un nostro risotto, un classico, che è un risotto con le ortiche, però anche lì con una punta di modernità, ecco. Noi volevamo fare qualcosa di veramente impatto zero e siccome qua attorno al ristorante abbiamo un sacco di ortiche abbiamo pensato di usare le ortiche per rendere la cosa un po' più appetibile, un po' più buona, un po' più gustosa. Abbiamo pensato di fare questo mix con i gamberi, quindi usiamo dei gamberi qua di Laguna e delle erbette spontanee essenzialmente. Il risotto risulta poi abbastanza molto verde, anche perché noi usiamo un po' di spinacio che adesso è anche di stagione e quindi anche per un po' di colore, perché anche la parte visiva deve essere importante. Io credo che un cuoco debba essere sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, perché altrimenti questo lavoro, che già è molto stressante, molto pesante, come un po' tutti sappiamo, ti dà anche un po' degli spunti per creare qualcosa di nuovo, non annoiarti, e poi la parte della stagionalità, sì, c'hai molto più gusto dentro i piatti, perché insomma quello che ti dà la stagione, insomma, secondo me ha più gusto se segui un po' tutti gli scaglioni, ecco. Poi ti crei sempre cose nuove, insomma i prodotti di stagione sono tantissimi, a volte neanche noi sappiamo, cioè, scopriamo sempre qualcosa di nuovo e quindi per quello è importante, ecco.